mi collego alla parte finale. Molti relatori questa sera hanno parlato dell'ambiente territoriale messinese, delle prospettive e dei finanziamenti. Il Presidente regionale del CONI non ha detto le grandi cifre che sono stanziate per il turismo sportivo, cioè per impianti turistici e fini sportivi, perché queste cifre si conoscono ma non c'è un piano particolareggiato da parte della Regione e si aspetterà sicuramente il dopo le elezioni per conoscere quali saranno le misure per le quali sarà possibile ottenere finanziamenti. Voglio dire solo questo in 2 minuti. Siamo alla frutta, nel senso che è cambiato molto e noi ancora continuiamo ad andare con la slitta quando ci sono incendi. Anche lo sport è cambiato, professore Colano. Abbiamo campi di atletica bellissimi in cui ci sono 3-4 giocatori che girano, mentre vediamo che per le strade invece ci sono tanti che fanno il walking, il foot, cioè gli sport tradizionali perdono fruitori e iniziano a codificarsi negli sport nuovi che man mano hanno sempre di più adepti. Qui abbiamo presente un ragazzo che la scorsa estate ha trovato un volo per l'Irlanda, ha caricato 2 mountain bike sull'aereo e ha fatto il giro dell'Irlanda in bici. Ora, se dalla Sicilia si va in Irlanda a fare il giro dell'Irlanda in bici, perché non si può venire dall'Irlanda a fare il giro della Sicilia in bici, che ha paesaggi un po' meno monotoni di quelli dell'Irlanda, che sono bellissimi, la verde, pecore, dico a un certo punto ci si stufa. Allora un invito lo faccio anche al professore Magauda che è qui presente e in rappresentanza dell'università. L'università non può più proporsi come un ente formatore al di fuori di quelli che sono i trend in prospettiva. L'università deve formare per quello che sarà la società di domani. Le nuove professioni dello sport non sono più l'insegnante di educazione fisica. Quest'anno non è andato nessuno in pensione, però i posti si sono ridotti perché ci sono meno alunni. Quindi questi alunni di scienze motorie sicuramente avranno difficoltà a entrare nelle scuole, per insegnare nelle scuole. E le tecnici sportivi, il professore Bonanno, diminuiscono le società sportive. Abbiamo molti tecnici formati che non lavorano sullo spasso. Mentre nell'ambito del turismo sportivo c'è una figura professionale che può veramente diventare una figura formata dall'Università di Scienze Motorie, ma anche dalla Facoltà di Economia e Commercio, perché sono necessari i manager. Sono necessari i manager. E poi per il turismo sportivo gli interventi sono meno costosi che per fare uno stadio San Filippo, dove oggi quanta gente va a professore. Il problema è inutile cementificare e spendere, intervenire sul contesto per rafforzare la tutela ambientale è un qualcosa che alla fine dovrebbe pagare, fare un circuito virtuoso, percorsi come abbiamo visto nei metropolitani, ma fare tutto integrato, in modo tale che la gente venga in Sicilia per fare turismo sportivo, per fare trekking, walking, climbing, fare canoeing, perché oggi ci sono. Io sono andato su internet e ho visto che tra l'altro anche in Sicilia si fa molto, anche se non è pubblicizzato e non è integrato. Fare delle situazioni particolari che poi non sono integrate, non fanno parte di un'offerta globale, non porta a niente, ma integrare l'offerta significa che c'è molta gente oggi che viaggia non in funzione della vacanza, ma si organizza la vacanza in funzione dello sport. La corsa su strada, per esempio, qui abbiamo presente il progetto da FIDA, ormai tanti di quegli amatori che si fanno le vacanze in conseguenza di quelli che sono i comportamenti delle gare di corsa su strada, e c'è un flusso di gente che muove soldi perché si sposta
vanno a Venezia perché c'è la mezza maratona di Venezia e partono da Messina in 200. Perché non intercettare questi flussi? Al contrario, portando la gente in Sicilia a fare canoa. E ci sono dei vasi dove si fanno, però ecco, bisogna andare proprio su internet e capire quello che c'è. Allora, bisogna qualificare in queste professioni, che secondo me sono le professioni del domani del turismo sportivo e dello sport. Attività per diversamente altre, il tutto in percorsi naturali, fitness manager, attività motoria per l'età prescolare e per la terza età, e poi anche progettisti di impianti sportivi a basso impatto ambientale. Questo è necessario ora progettare, non più come una volta, fare un impianto come abbiamo fatto noi a Messina da pazzi, su una collina stretto, dal palazzetto Montepisello, giusto perché non c'era altro spazio, perché tutti gli spazi interessavano ai vari politici, c'era solo quello per poter fare un impianto. Irraggiungibile, un posto terribile. Oggi gli impianti devono essere concepiti come qualcosa che non distrugge ancora la natura, ma che è integrato nella natura e soprattutto che sia fruibile a basso costo e a basso impatto ambientale. Quindi anche sistemi energetici avanzati dell'edilizia sportiva. Finanziamento per gli impianti sportivi, ci vogliono delle persone proprio che si interessano di questo, e progettazione e generazione di valore di impianti sportivi di base. Riqualificazione degli impianti esistenti. Noi ci stiamo riducendo come nell'ex Jugoslavia, si costruiva un albergo, non si faceva manutenzione, quando l'albergo andava in sfacelo accanto ne costruivano un altro. Noi con gli impianti sportivi stiamo facendo la stessa cosa, abbandoniamo, dequalifichiamo e continuiamo a costruire piscine e impianti. Le altre regioni si stanno dando da fare, Toscana, Lazio, fanno degli impianti, si preoccupano di sentieri e energia natura, però guardate su internet, anche noi abbiamo a Lampedusa la scuola di vela che propone delle vacanze intelligenti, turismo equestre, turismo di trekking, in bici. Le opportunità quali sono? Il campus natura. Oggi i bambini in molte nazioni viaggiano, i genitori li portano, non lasciano più un mese e si fanno i percorsi natura, i giochini, cominciano a conoscere la natura. A New York hanno esposto una mucca in una vetrina perché i bambini non conoscevano, pensavano che il latte venisse chissà da dove. L'altra opportunità è il turismo in canoa, ci sono delle associazioni ormai che girano e si fanno e spendono anche, perché portano le canoe, fanno le isole Olie a Capodorlando, stanno 3 giorni. Noi abbiamo un territorio in cui possiamo tranquillamente adoperare terra, aria, acqua e anche sott'acqua, perché abbiamo i relitti, c'è gente che fa attività di immersione, possono andare a vedere la speleologia, abbiamo molte scudette, cioè noi non avremo veramente problemi per quanto riguarda il turismo sportivo, dobbiamo solo, come dicevano prima i vari personaggi che sono intervenuti prima di me, dobbiamo mettere a sistema il turismo sportivo. Non possiamo fare solo parole, bisogna che tutti coloro che hanno il potere politico si mettano d'accordo, ma spinti da che cosa? Da noi, dall'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che anche